piano vaccinale del Veneto al via dal 27 dicembre, prima i sanitari e gli ospiti delle case di riposo, poi a chiamata gli anziani divisi in scaglioni, poi tutti gli altri over 16, necessarie 2 dosi a 21 giorni di distanza. I vaccini anti-Covid sono sicuri, le parole del professor Palù, presidente dell'Agenzia Italiana del Farmaco, che ieri ha dato il via libera al Pfizer sulla variante inglese, dice troppo allarmismo. Domani scatta la zona rossa, ultimo giorno per la corsa agli acquisti di Natale, pronta la task force di controlli anti-Covid. Il prefetto di Treviso: saremo rigorosi, nessuno sconto. La strage di Tre Baseleghe, domani vigilia di Natale nella chiesa di Arsego, i funerali di Francesca e Pietro Contino uccisi domenica pomeriggio dal padre Alessandro. Dopo aver decretato lo stato di crisi con una lettera al Premier Conte, Zaia chiede che venga deliberato lo stato di emergenza nazionale per i danni subiti dal Veneto con il maltempo di dicembre, conto pesantissimo. Una polizza gratis a tutti i cittadini contro i danni da furti, la nuova iniziativa del sindaco sceriffo di Solesino, noto per aver dotato i suoi vigili di mitraglietta. Nell'ospedale di San Donà di Piave è inaugurata la prima sala parto Covid del Veneto, dedicata alle mamme positive al virus. Buonasera, ben ritrovati, edizione regionale dei nostri notiziari. Dunque, lo avete sentito ora dai titoli, il piano vaccinale del Veneto contro il Covid-19 è stato presentato oggi a Marghera. Le prime 875 dosi arriveranno per la partenza europea della campagna il 27 dicembre. Arriveranno in Veneto all'alba del 27 dicembre le prime 875 dosi di vaccino anti-Covid che daranno avvio alla campagna vaccinale più importante della storia. Tutto è pronto. La prima fase vedrà la somministrazione del siero agli operatori sanitari. Vede naturalmente tra i primi ad essere vaccinati quelli che sono in prima linea e quelli che finora, l'abbiamo già detto, si sono presi in carico prima di tutti i soggetti positivi, e quindi sono il sistema delle emergenze, la terapia intensiva, le malattie infettive, la pneumologia, ma anche gli operatori del territorio che vanno a casa dei pazienti o che fanno presso i propri ambulatori i tamponi. Poi si procederà con il resto del personale sanitario con priorità anagrafica per poi passare agli ospiti delle RSA. Dopo sarà la volta della popolazione generale, partendo dagli oltre 359.000 over 80. Questi saranno quelli che subito dopo le categorie che ho menzionato, cioè operatori sanitari e ospiti dell'RSA, perché è chiaro che sia all'interno di un RSA o che sia a casa propria, questi sono i soggetti più fragili che noi dobbiamo tutelare, quelli verso cui la malattia purtroppo determina maggiori compromissioni. E poi abbiamo 1.100.000 soggetti che vanno dai 60 ai 79 anni. Poi si proseguirà con tutti gli altri cittadini fino ai 16 anni di età. Sono necessarie 2 dosi di vaccino a distanza di 21 giorni. Ogni ULSS individuerà gli spazi dove verranno effettuate le vaccinazioni, che saranno su chiamata. Faremo delle chiamate per coorte e nell'ambito della chiamata indicheremo esattamente dove le persone devono andare a vaccinarsi e con quale ordine. Dopo il vaccino la persona resterà in osservazione per 15 minuti, poi potrà tornare a casa. Molto alta la percentuale di adesione del personale ospedaliero. Per quanto riguarda l'adesione del personale abbiamo una stima che è intorno al 90%. Ma quanto tempo ci vorrà per raggiungere una quota significativa di popolazione? Io mi auguro che tra marzo e aprile, possa essere vaccinata la maggior parte della popolazione, quantomeno tutti i soggetti a rischio. Ad oggi il piano Arcuri prevede 3 grandi lotti che sono i 3 trimestri, gennaio-marzo, giugno-settembre. In teoria, in via teorica, l'ultima dose iniettata è a fine settembre. Perché la dottoressa vi dice questo? Perché abbiamo visto che stanno precipitando, stanno accelerando tutti i tempi. Stanno accelerando, quindi se domani mattina Arcuri ci manda 1 milione di dosi, capite che non siamo a trimestri, ma siamo ai primi 3 mesi. Ecco. Un mese fa sembrava che ci fossero le dosi contate, adesso invece siamo già che ci hanno già avvisato che già dal 27, 28, 29 inizia arriveranno le altre. Quindi, più ne arrivano meglio è. I vaccini anti-Covid sono sicuri, lo afferma il professor Palù, presidente dell'Agenzia Italiana del Farmaco, oggi in conferenza stampa a Marghera sulla variante inglese del virus. Aggiunge: si è fatto troppo allarmismo. Noi dobbiamo ai vaccini in primo luogo l'aumento della spettanza di vita
che fino ai 1700 erano più né meno che 35 anni. I vaccini salvano vite umane dalla fine del Settecento, lo dice il professor Giorgio Palù, virologo veneto, consulente della regione e presidente dell'AIFA, l'Agenzia Italiana del Farmaco. Sia il vaccino della Pfizer che quello di Moderna, aggiunge dalla sede della Protezione Civile Regionale di Marghera, garantiscono un'immunità sterilizzante. Nessun evento letale è stato associato al vaccino. Si sono fatte tutte le fasi fino ad arrivare a 20.000 soggetti, vaccinati a 20.000 col placebo. Quindi questo significa che si sono rispettate e aprendo le buste poi si è visto che la protezione, l'efficacia era del 95%, misurata come? Non tanto coi tamponi per vedere se preveniva l'infezione, ma se preveniva l'evento Covid. C'è però un altro pericolo, è la cosiddetta infodemia. Altrove la comunicazione su certi argomenti è fatta da esperti, se non addirittura premi Nobel, non in Italia. Qua da noi hanno parlato tutti, quindi si è espansa, e poi soprattutto quella di fare un talk show di una notizia che è importante, non puoi ridurla al talk show. Quindi non esiste la democrazia nella scienza. Quando si comunica una cosa in dettaglio, se lei volesse capire qualcosa della fisica quantistica, del bosone o del gravitone, fa parlare la gente della strada? Ma qua parlano tutti. Palù sottolinea infine che vi è stato un allarme eccessivo rispetto alla variante inglese. Mi pare che c'è stato un allarme eccessivo in questo ambito. Vi posso dire che oggi la collega di Ancona mi ha telefonato che la variante inglese c'è in Italia in soggetti che non sono mai andati in Inghilterra, va bene? Perché quindi la professoressa Bagnarelli, tanto per non far nomi e cognomi, bastava sequenziare di più. Noi abbiamo 900 sequenze depositate, sono oltre 200.000, gli inglesi hanno sequenziato 20 volte più di noi. A parlare oggi nel punto stampa regionale anche il neo direttore generale della Sanità Veneta, Luciano Flor, che ha precisato numeri e piani delle terapie intensive. Io sono assolutamente consapevole della delicatezza dell'incarico, del ruolo, di quello che dobbiamo gestire in questo momento, ma anche di quello che dovremo saper fare in futuro, perché noi abbiamo in questo momento un'epidemia che interessa il 20, 30, 40% delle nostre strutture, ma vi garantisco che ci assorbe il 70-80% del tempo. In questo momento non posso fare a meno di ricordare che molti dei malati nuovi che abbiamo non sanno dove si sono infettati, non hanno idea. Il virus è abbastanza diffuso, le occasioni di contagio sono tante e quello di raccomandare la responsabilità del comportamento è una cosa di cui non ci stancheremo mai abbastanza. Oggi abbiamo 620 posti di terapia intensiva e 600, 580, 570, 600 malati. Di questi 300, 350 sono Covid. Il piano che è stato fatto prevede di arrivare fino a 1000 posti nell'ipotesi in cui arrivassimo a 5-6 mila malati Covid, che vuol dire 500-600 pazienti in rianimazione, e abbiamo bisogno di altri 400 posti perché ci sono anche altri malati. Oggi abbiamo circa 300 posti occupati da Covid, 300 da non Covid. Ed ora invece ci spostiamo a Treviso, che come le altre città d'Italia diventa zona rossa da domani. Il prefetto Maria Rosaria Laganà ha chiarito: non saremo indulgenti, chiesto molti sforzi ai nostri uomini. Sentiamo. Natale tutti più buoni, non le forze dell'ordine. Non sarà una zona rossa da mezze misure quella che aprirà le festività natalizie. Il prefetto di Treviso Maria Rosaria Laganà assicura rigidità e puntualità nei controlli, tanto da confermare di aver chiesto agli uomini delle forze dell'ordine uno sforzo in più nei turni. Di chi lavora, e sono la maggior parte, ovviamente fanno turni molto pesanti. Si tratta di fare, come dire, l'ultimo rush prima che arrivi il vaccino, e quindi direi inutile non
Non condivido molto il continuare a lamentarsi di questo Natale un po' sacrificato, perché credo che la posta in gioco sia più alta. Nessuno sconto dunque, nemmeno a Natale. Tutti saranno chiamati al rispetto delle regole. Bar e ristoranti, negozi chiusi nei festivi e nei prefestivi, ma è sugli spostamenti delle persone che si concentreranno maggiormente i controlli. I confini comunali saranno presidiati nella grande viabilità e nelle strade di periferia. Sono previste multe da 400 a 1.000 euro per chi venga trovato fuori comune senza un giustificato motivo. Sappiamo che c'è l'autocertificazione, le autocertificazioni devono essere credibili perché poi vanno controllate e quindi nessuno si azzardi a dire delle cose che non sono vere, perché poi scatta anche dei meccanismi di denuncia per false dichiarazioni e quant'altro. Chiuso intanto definitivamente il piano per il rientro in classe degli studenti al 7 gennaio, tratte rinforzate con mezzi e fino al 23 orari scaglionati. 80 pullman in più sono stati arruolati per garantire il doppio turno. Abbiamo trovato la disponibilità della scuola a prevedere in alcuni plessi, sono in fase di individuazione, per massimo 2 settimane, o potrebbero essere anche di meno, una entrata differenziata, in modo da fare in modo che un'aliquota di ragazzi possa essere accompagnata a scuola con un doppio giro, diciamo, dei mezzi disponibili. E dunque l'avete sentito, domani la città in zona rossa, eppure chi si aspettava il pienone in centro è rimasto deluso, lunghe code per raggiungere i centri commerciali ma poca ressa in centro. È come fosse la vigilia, però effettivamente non è la vigilia perché comunque la gente non c'è. C'è poca gente. Molto poca. Magari adesso la gente ha dormito un po' di più e adesso escono. Andranno da qualche parte queste macchine o no? Chi si aspettava di fare il pienone prima della chiusura dei confini e del blocco per 4 giorni di negozi, bar e ristoranti è rimasto deluso. Questo 23 dicembre, che doveva assomigliare di più ad una vigilia di Natale per la corsa, l'ultimo regalo è stato sicuramente anomalo. Poche le code fuori dai negozi, se non per alcuni marchi specifici. Plateatici poco affollati, in Calmaggiore nessuna ressa. C'è tanta gente in città? No, non mi sembra, almeno secondo me. Guardi, a me quest'anno il Natale non me ne... No, proprio no... Passa la voglia? Sì, mi è passata la voglia, sì, su tutte le cose. Io li ho presi tutti oggi perché ero chiusa in casa fino a ieri, per cui oggi è l'unica giornata in cui posso. Abbiamo fatto tanti acquisti online, però anche qualcosa qui offline con mascherina e tanto gel sanificante. Mi sono trovata all'ultimo, come ogni anno. Qualcosa l'avete comprato su internet? Qualcosa. Negli storici, da Beltrame, sotto al salone, ai Nanetti, poco più in là, dietro al bancone si lavora, ma con poca voglia di scambiare due parole. Gli avventori dei locali osservano una Treviso oggi irriconoscibile. In città c'è molta poca gente rispetto agli altri anni. Io vivo all'estero, per cui sono venuto giù solo per queste vacanze ed è una situazione abbastanza particolare. Oggi allora l'aperitivo? Sì, ma se no se lo portano a casa. Ormai siamo costretti. Ed ora ci spostiamo a Venezia, dove il lockdown è iniziato già da giorni, sempre più spopolata la città, ha perso anche i turisti e le strade sono semideserte. Alcune di queste riprese sembrano quasi risalire al lockdown di primavera, se di tanto in tanto non apparisse un passante in cappotto a ricordare che non siamo ad aprile, ma a dicembre. Il fatto è che a Venezia il lockdown di Natale è sostanzialmente già entrato in vigore da giorni e ha radici molto più profonde e molto meno passeggere di un DPCM. È il frutto di decenni di spopolamento che hanno letteralmente desertificato la città capoluogo di regione del Veneto. È il risultato di uno sviluppo economico monodirezionale fondato sul baratto dei propri abitanti con milioni di turisti e delle loro abitazioni con centinaia di alberghi. Oggi, che mancano anche i turisti, le strade rimangono semideserte. Il comune di Venezia, entroterra compreso, ha perso 110.000 residenti in 50 anni, una città delle dimensioni di Vicenza. Un esodo di proporzioni devastanti che non ha mai ricevuto risposte ad alcun livello politico e amministrativo. A gennaio Verona ha superato per abitanti Venezia. Padova potrebbe farlo entro la fine del decennio. E questo è il biglietto da visita con cui Venezia si appresta a festeggiare i suoi 1600 anni di storia. Immagini che più che filmati sembrano fotografie, tanto tutto immobile. Portoni sbarrati, saracinesche abbassate, finestre chiuse di negozi e alberghi fermi, di case vuote.
Ed ora la cronaca con la tragedia di Sant'Ambrogio di Trebaseleghe. Si terranno domani vigilia di Natale in forma privata nella chiesa di Arsego, i funerali di Francesca e Pietro Pontini, uccisi domenica pomeriggio dal padre Alessandro. Bandiere a mezz'asta, serrande abbassate con luci spente dei negozi della frazione di Arsego, dove la vigilia di Natale alle 13 saranno celebrati i funerali di Francesca e Pietro Pontin, 15 e 13 anni, vittime della follia omicida e poi suicida del padre Alessandro domenica scorsa a Sant'Ambrogio di Trebaseleghe. Funerali in forma privata, come chiesto dalla mamma e dai nonni che abitano a poche centinaia di metri dalla chiesa di Arsego. I concittadini potranno comunque esprimere la loro solidarietà alla famiglia in un altro modo. Esponendo nei balconi, nelle finestre delle abitazioni, dei lumini, delle candele, in segno di vicinanza e di affetto alla famiglia in questo momento difficile. Come amministrazione abbiamo pensato di proporre questo gesto attraverso le luci delle candele in questa veglia, al fine di far sentire loro tutta la vicinanza appunto dei cittadini della comunità, in particolar modo dei più giovani, alla famiglia Calzarotto. Alle esequie sarà presente anche il gonfalone comunale di San Giorgio, listato a lutto, specifica il sindaco, che ci parla con discrezione del suo incontro con Roberta Calzarotto e i nonni dei ragazzi. In questo momento la famiglia ha prioritariamente necessità di elaborare il lutto e di farlo in forma veramente privata, riservata e domestica. E nel paese c'è un sentimento collettivo di sgomento e di incredulità di fronte a questa tragedia che ci ha sconvolto completamente già dalle prime ore del pomeriggio di domenica e che giorno dopo giorno continua a manifestarsi con una crudeltà inaudita. Dalle autopsie sui corpi dei due fratelli è emerso come il padre Alessandro avesse organizzato ogni cosa per portare a termine il suo folle piano omicida, compreso lo sbarramento dell'unica via di fuga dalla casa. Francesca e Pietro accoltellati nel sonno da loro padre, da quel papà che chissà quante volte da piccoli se li era guardati e riguardati mentre dormivano. Sorpresi nel sonno con Francesca, che a quanto emerge dall'autopsia eseguita dal professor Giovanni Cecchetto dell'Università di Padova si è difesa fino all'ultimo prima del taglio alla gola. Tanti, troppi i colpi inferti da Alessandro Pontin ai suoi ragazzi, che hanno trovato chiusa a chiave l'unica via di fuga, la porta di casa. Le 3 autopsie sono sul tavolo del pubblico ministero Sergio Dini. Il magistrato e gli altri inquirenti sono al lavoro per cercare di capire perché e cosa abbia spinto un padre a compiere la strage dei suoi stessi unici discendenti. L'ipotesi più accreditata è che il 49enne volesse vendicarsi della moglie, dal quale aveva divorziato alcuni anni fa. Gli inquirenti continuano a scavare nel passato dell'artigiano, che ha gettato nella disperazione 2 famiglie e 2 comunità. Il pubblico ministero ha intanto autorizzato i funerali per esaudire la richiesta della mamma e dei nonni dei 2 adolescenti affinché fossero celebrati prima di Natale. Ed ora ci fermiamo un attimo, c'è la pubblicità, rimanete con noi. Rieccoci nuovamente in studio. Dopo aver già decretato lo stato di crisi con una lettera inviata al Premier Giuseppe Conte e al capo della Protezione Civile Nazionale Angelo Borrelli, il governatore Zaia ha chiesto ufficialmente che venga deliberato lo stato di emergenza nazionale a seguito dei gravi danni subiti da vari territori del Veneto a causa dell'ondata di maltempo che lo ha colpito tra il 4 e il 9 dicembre scorsi. La lettera accompagnata da 2 documenti tecnici che in 160 pagine complessive contengono un elenco di comuni colpiti e zone danneggiate, si concludono con una prima stima dei danni quantificata inizialmente in 323.191.000 euro, ai quali vanno aggiunti 96.500 euro di costi per l'intervento dei volontari di protezione civile e 286.698 euro per i costi degli straordinari dei vigili del fuoco. Un regalo particolare da parte del Comune a tutti gli abitanti di Solesino, una nuova iniziativa del sindaco divenuto famoso per aver dotato i suoi vigili di pistola mitraglietta. Sotto l'albero un regalo inaspettato per i cittadini del comune di Solesino. Una delibera di giunta ha infatti impacchettato per oltre 7.000 abitanti del comune padovano una polizza contro i danni subiti da furti e rapine. Questa vuole essere una tutela soprattutto verso le fasce più deboli della nostra comunità,
in pratica una polizza assistenza ai cittadini dove cioè non viene in pratica assicurato l'oggetto materiale che può essere rubato dai malviventi all'interno delle abitazioni, ma vengono, come si dice, la famiglia viene assicurata sui danni che i malviventi, i ladri, nel caso specifico, non possono recare all'immobile. Era uno dei punti con cui si era presentato agli elettori Bentani, il sindaco che anticipò al governo nell'introduzione del teaser dotando i suoi 5 agenti di polizia di pistola mitraglietta e giubbotto antiproiettili. Era il 6 agosto del 2019 la decisione presa dopo l'ultima aggressione in casa ai danni di un'anziana nel suo comune. La polizza, come spiega il sindaco, interverrà anche con un supporto per le cure sanitarie per chi dovesse subire violazione della sua proprietà privata. C'è comunque un passaggio anche, come si dice, emotivo, sociale e di supporto che medico, sanitario nei confronti delle persone che si trovano a subire questi danni all'interno della casa, che spesso provocano poi dei shock. La polizza è già stata stipulata ed è gratuita. Dal 1 gennaio i cittadini riceveranno una brochure con le indicazioni su come attivarla. Nel padovano Bentani è stato anticipato solo dai comuni di Selvazzano, Carceri, Casale di Scodosia e Borgo Veneto. Inaugurata la prima sala parto Covid del Veneto all'ospedale di San Donà di Piave, dedicata alle mamme positive al virus. È la prima sala parto Covid del Veneto, cioè esclusivamente destinata alle mamme positive al virus, per permettere di partorire in sicurezza propria del proprio bimbo, del personale medico e delle altre pazienti. Munita di 4 posti di degenza postpartum in stanze isolate, in attesa della negativizzazione e di un'area di monitoraggio in cui le operatrici possono sorvegliare le pazienti a distanza. Mamme assistite anche nel contatto pelle a pelle e nell'allattamento. Le mamme positive al Covid devono essere relativamente tranquille. I dati della letteratura ci dicono che il contatto col bambino può essere istituito anche subito dopo il parto con le dovute cautele. Il bambino può fare sia lo skin to skin sia il rooming, che vuol dire stare con la propria mamma in stanza della propria mamma, nella sua culletta all'opportuna distanza dalla mamma. E poi una serie di servizi e dispositivi tecnologici che permettono l'assistenza mirata al neonato. Operare come un pochettino di eliminazione sul neonato, avendo poi da questa parte la fonte di calore, anche sotto c'è la fonte di calore, e una volta chiuso si può trasportare il bambino, che ancora non sappiamo se è positivo, perché è nato di figlio di madre, potrebbe anche esserlo. Un percorso che accompagna la mamma affetta da Covid dal parto al rientro a casa in sicurezza, per vivere l'esperienza nel modo più sereno e naturale possibile. In pochissimo tempo abbiamo ristrutturato questa parte dell'ostetricia e ginecologia di San Donà di Piave con un investimento di oltre 260.000 euro, proprio per permettere al nostro personale di lavorare nella massima sicurezza durante il parto e di dare la sicurezza alle donne e ai bambini che nascono in questo ospedale di nascere in un ambiente Covid-free. Ed è davvero tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Vi lascio alle previsioni del tempo. Grazie davvero per averci seguito. Arrivederci. Agenzia Le Cirque. Per vendere o acquistare la tua casa, Agenzia Le Cirque. Professionisti al tuo servizio. Bentrovati al Meteo. Festività di Natale all'insegna del maltempo. Si inizia con la vigilia segnata dall'arrivo di una perturbazione. Il dettaglio di giovedì 24 dicembre. Sul Veneto cielo prevalentemente coperto con locali banchi di nebbia. Precipitazioni deboli a carattere sparso più probabili sui settori più settentrionali della nostra regione, ma non da escludersi anche altrove. Limite della neve in abbassamento fino a 1100-1300 metri sulle Dolomiti. Temperature stazionarie minime tra lo 0 e i 6 gradi, valori massimi compresi invece tra i 7 e i 10 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui molte nubi con piogge, vedete, generalmente deboli e sparse per tutto l'arco della giornata. Temperature minime tra 5 e 9 gradi, massime sugli 8-12 gradi.
Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, anche qui cielo molto nuvoloso con qualche rovescio e con deboli nevicate al mattino sui confini alpini. Temperature minime intorno a 1-2 gradi, massime sui 7-8 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci. Agenzia Le Cirque. Per vendere o acquistare la tua casa, Agenzia Le Cirque. Professionisti al tuo servizio.